divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock rivolte alle forze dell'ordine dal 22enne di Conegliano arrestato per la brutale aggressione di Milano. Domani in carcere l'interrogatorio di garanzia, contestata la premeditazione. Lo sconcertante video dell'aggressione ripreso dalle telecamere del bar di San Siro. Il giovane si avvicina a Travisato, si avventa improvvisamente sulla sua vittima di fronte all'anziano padre del 55enne. La commovente lettera d'addio del fratello di Francesco Paolo Feccarotta, morto nell'incidente di Salgareda insieme a Jessica Laface. Il commento dell'ex compagna: sarai per sempre l'angelo di nostra figlia. E la strage sulle strade continua. Un altro centauro morto nel Veronese, 22enne, con l'auto in un canale a Canaro, e anziano di Portogruaro, investito e ucciso in bici. È grave un 63enne originario del Modenese, precipitato col parapendio a Feltre, prima sui cavi dell'alta tensione, poi a terra da un'altezza di 6 metri, trasportato in gravi condizioni al Cafoncello. Fronte temporalesco dal Pordenonese verso la sinistra Piave, fitta grandinata nel pomeriggio tra Gaiarine, Fontanelle, Lopitergino, a terra una coltre bianca, danni alle coltivazioni. Si è rinnovata la tradizionale discesa sul Sile dal Ponte della Gobba, la centrale di Silea. Un tempo era la discesa delle vasche da bagno, ma nonostante i tempi siano cambiati, la goliardia è rimasta lo stesso. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, e dunque partiamo dalle novità legate alla brutale aggressione in un bar di San Siro a Milano, perpetrata verso un perfetto sconosciuto da un ragazzo di appena 22 anni, originario di Conegliano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le sconcertanti parole che il ragazzo ha rivolto alle forze dell'ordine dopo l'arresto. 20 coltellate inflitte alla schiena riprese nel video shock delle telecamere del locale. La vittima è tuttavia in miglioramento. Domani in carcere l'interrogatorio di garanzia del ragazzo, col PM che contesta anche l'aggravante della premeditazione, oltre ai futili motivi. Aveva pianificato di uccidere un facile bersaglio. L'ipotesi del disturbo psichico, col deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff, che fa sapere che è in previsione una riforma della legge Basaglia. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock pronunciate di fronte alle forze dell'ordine dal 22enne di origini gambiane Lamin Saidilli, nato a Conegliano e accusato del tentato omicidio in un bar di Milano di un 55enne accoltellato alla schiena dopo averlo scelto come vittima casuale. Con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase, si legge nel capo d'accusa, ha aggredito la vittima con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome, come confermano le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del locale. In carcere l'interrogatorio di garanzia. La procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto, ritenendo sussistano il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Così si deduce dalle parole di Lamin: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La sua vittima, scelta a caso, è stata dichiarata fuori pericolo. Condizioni in miglioramento per il 55enne, fanno sapere dall'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a più operazioni, ma le ferite non sono risultate profonde e la degenza non dovrebbe essere lunga. Il padre dell'aggressore, già dipendente Electrolux e sindacalista, preferisce non parlare ai nostri microfoni, ma già nelle scorse ore ha chiesto scusa per le azioni del figlio. Da una settimana se n'era andato da casa, un ragazzo irrequieto fin dalla tenera età. Ora il gesto di violenza, dietro al quale potrebbe esserci un disagio psichico, e torna il tema della gestione di soggetti problematici che le famiglie non riescono a contenere. E noi stiamo prevedendo una riforma importante della legge Basaglia, perché ormai la legge Basaglia non è più attuale. Non ripetiamo gli errori che ci sono stati nei manicomi di un tempo, però ci vogliono delle strutture dove queste persone, se sono pericolose per gli altri, possono essere custodite e curate anche per il loro bene e per il bene della collettività. Per il deputato di Futuro Nazionale è ora di affrontare il tema senza lasciarlo in capo a privati o amministratori locali. Non possiamo affidare i malati psichiatrici alle cure ospedaliere di prima emergenza, che poi ti vengono rimandati nei comuni, e queste persone non sai come gestirle. Non possono essere destinati ai servizi sociali, perché ovviamente sono persone che sono malate e a volte anche pericolose, quindi ti trovi a volte a dover gestire delle emergenze anche in ore notturne, eccetera. Quindi ci vogliono delle strutture che possano accogliere persone con gravi problemi psichiatrici, ma che siano strutture dove queste persone sono sorvegliate e custodite.
Questi dunque gli aggiornamenti. Ora torniamo sulla tragedia che si è consumata ieri mattina lungo l'argine del Piave a Salgareda, dove sono morti 2 centauri, entrambi conosciuti per le loro attività a contatto con il pubblico. La commovente lettera d'addio postata dal fratello di Francesco Paolo Feccarotta, quella e poi le parole dell'ex compagna, ma anche il fronte delle indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Caro fratello mio, stavolta me l'hai combinata grossa, molto grossa, e con il rammarico di non poterti rimproverare. Inizia così la lunga, dolorosa lettera d'addio pubblicata sul profilo social dell'attività messa in piedi insieme a Peccannolo, rivolta da Giovanni Feccarotta al fratello Francesco Paolo, 37 anni, morto nel terribile schianto lungo l'argine del Piave a Salgareda, insieme alla 32enne Jessica Laface. La moto della coppia ha tamponato l'auto che la precedeva e per entrambi non c'è stato nulla da fare. Non esistono parole capaci di raccontare il dolore che provo, le lacrime sembrano non bastare più, scrive Giovanni. Hai lasciato un vuoto che nulla potrà colmare. Per me non sei stato soltanto un fratello, sei stato il mio complice, la mia forza, la mia spalla nei momenti belli e in quelli difficili, una parte di me che porterò nel cuore per sempre. Giovanni menziona i tanti attestati di affetto, rivolge il suo pensiero a Jessica e alla figlioletta di 4 anni che il fratello lascia e conclude: ti ricorderò sempre con il tuo sorriso, perché è così che voglio continuare a vederti, felice, libero e capace di illuminare chiunque ti stesse accanto. Tra le centinaia di commenti quello della mamma della figlioletta di Francesco: sei stato e sarai per sempre il migliore papà dell'universo. A fine telefonata le chiedevi sempre chi sono io e lei rispondeva ridendo: il mio angelo. Ora è diventata la realtà, sei il suo angelo e noi non ti dimenticheremo mai. Il dolore e poi il fronte degli accertamenti che la Procura di Treviso dovrà svolgere sulla base dei rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale e alla testimonianza dell'automobilista tamponato dalla moto. Successo? Tamponato, stavo guardando se c'era qualcuno che superava, guardare fuori un attimo e superare, arriva la moto, ho preso sullo spigolo dietro, punto. Ho visto volare tutto, insomma. Tutte robe. Il 56enne trevigiano, indagato per omicidio stradale, si è affidato all'avvocato Fabio Crea. Nessuna manovra di svolta, dice. L'automobilista non stava girando a sinistra, non aveva nessun motivo di svoltare a sinistra, stava andando sul luogo di lavoro, quindi la strada che doveva percorrere è una strada appunto rettilinea, quindi non stava girando a sinistra. Per il legale non è ipotizzabile neppure un'improvvisa invasione di corsia. Riteniamo non ci siano neanche elementi per sostenere che abbia anche minima parte invaso la linea di mezzeria e quindi sia andato a sinistra. È stata un'azione di tamponamento ad altissima velocità della moto. Ma oggi sulle strade si sono registrate altre 3 vittime, è davvero una strage che non si ferma. La conta innanzitutto dei motociclisti morti in Veneto in soli 2 giorni sale addirittura a 5. Un centauro ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto oggi a Bussolengo in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 lungo la strada bresciana che attraversa il paese all'altezza di un incrocio. Vani i tentativi di rianimare il centauro da parte dei sanitari del SUEM 118 accorsi con l'elicottero di Verona Emergenza. Dinamica al vaglio. Nel primo pomeriggio di ieri, lo ricordiamo, sempre nel veronese aveva perso la vita un altro motociclista, il veneziano Cesare Ottaiano, 61 anni, residente a Chioggia, ecco la sua immagine, vittima di un'uscita di strada ad Erbezzo in Lessinia. E veneziano anche Andrea Favaro, 34 anni, di Mira, morto, eccolo qui, sulla Romea a Codevigo nello scontro con un'auto. Questa è l'immagine postata sul profilo social dei giovani della Lega di Venezia con un doloroso saluto al ragazzo, l'avete visto. E un altro giovanissimo, Matteo Fabbri era il suo nome, 22 anni, di Riva del Po nel Ferrarese, è morto in un altro drammatico incidente stradale di questa notte. In questo caso siamo a Canaro, in provincia di Rovigo. Il ragazzo che frequentava il Polesine per la sua attività sportiva è finito con la macchina, lo vedete nel canale Poazzo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti insieme a 118 e carabinieri intorno alle 3 del mattino. Con l'autogru è stato recuperato il mezzo, all'interno c'era il corpo senza vita del giovanissimo.
giovanissimo. Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori per perlustrare l'area e verificare che non ci fossero altre persone coinvolte, operazioni di soccorso e recupero che si sono concluse dopo circa 4 ore. E poi c'è la vicenda toccata a un ciclista di 79 anni, davvero l'ho sentito, un bollettino di guerra, di Fossalta di Portogruaro, che ha perso la vita nel primo pomeriggio a Cordovado. Siamo dunque oltre confine, in provincia di Pordenone, malgrado l'anziano avesse segnalato con la mano l'intenzione di svolta, l'auto sopraggiunta alle sue spalle lo ha travolto e il pensionato in sella alla bici non ha avuto scampo. L'episodio alle 14 sul posto, i carabinieri di Radiomobile di Pordenone e i colleghi della stazione di Fiume Veneto. L'investitore è un 44enne del posto, l'anziano è stato sbalzato nel fossato e nonostante i tentativi di rianimazione purtroppo è deceduto sul posto. Questo quanto dobbiamo darvi conto oggi, l'avete sentito, una lista di tragedie davvero impressionante. Adesso andiamo a Conegliano con le continue segnalazioni di persone senza fissa dimora che bivaccano la notte nell'androne dell'ospedale, che ha portato il deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boffa a chiedere spiegazioni all'ULSS 2. Pronta la risposta del direttore generale Bizzarri. Con il sindaco Chies stiamo individuando una struttura dedicata e proprio il primo cittadino rincara: non buttiamo, dice, il disagio in politica. Devo anche dire a Gianangelo, tra l'altro, che è un sindaco, una persona che conosco, che se vuole confrontarsi sui problemi sono qua, se invece le questioni e le logiche sono quelle romane lo invito ad occuparsi di quello. Scivola subito in politica la questione dei senza fissa dimora nell'androne del pronto soccorso di Conegliano. Messaggio chiaro da Forza Italia a non estremizzare in Veneto i toni già accesi a Roma. Messaggio al deputato neovanacciano Gianangelo Boff, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al direttore generale dell'ULSS 2 Giancarlo Bizzarri più o meno di questo tono. È il solito tema di tutti sanno ma tutti si girano dall'altra parte. È da mesi e mesi che mi viene segnalata questa situazione, anzi da anni, dove alla sera i senza tetto vengono messi a dormire, a bivaccare nella hall dell'ospedale, dove devono entrare persone che hanno problemi sanitari, immunodepressi, persone che devono recarsi al pronto soccorso, il personale che deve muoversi all'interno dell'ospedale in una situazione di degrado, di igiene e in una situazione di anche percezione di pericolo. Dalla direzione sanitaria è arrivata puntuale la risposta, che sottolinea come tutto sia controllato costantemente e che a presenze notturne il numero sia decisamente contenuto. Tutto questo comunque il direttore Bizzarri lo sta discutendo con il comune di Conegliano, che sta già ultimando una struttura in via Lourdes. La soluzione dell'ospedale è una situazione che non ci piace per nulla, ne ho parlato col direttore generale Bizzarri, stiamo cercando una soluzione che a Conegliano ci stiamo lavorando da tempo, tant'è che inaugureremo a breve la struttura di posta che permetterà il sollievo da alcuni di questi. Questa è la posizione dunque del Comune e adesso vi mostro il post del sindaco di Venezia Simone Venturini di questo pomeriggio. Bambina di 2 anni rischia di soffocare, salvata in extremis da 2 agenti della polizia locale. Grazie di cuore a Mattia Visentin e Fabio Zancolò, che oggi verso le 14, scrive il sindaco, sono intervenuti ai piedi del Ponte degli Scalzi, richiamati dalle urla della madre. La donna teneva la figlia in braccio e chiedeva aiuto perché la piccola non riusciva più a respirare. I 2 operatori hanno subito allertato il personale sanitario del 118 e sono intervenuti senza esitazione. In particolare Mattia, 27 anni, ha eseguito la manovra di Heimlich, riuscendo a liberare le vie aeree della bambina, che ha così ripreso a respirare, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere gravissime. Gli operatori del SUEM, giunti poco dopo sul posto, hanno poi riscontrato il buono stato di salute della bimba. Davvero grazie, scrive Venturini, a questi 2 agenti che hanno dimostrato preparazione, lucidità e professionalità nel momento del bisogno. Intendo incontrarvi in comune per rendervi il giusto merito. Siamo tutti orgogliosi di voi. Eccoli qua, li vedete, Mattia e Fabio. Davvero una vicenda con lieto fine per una volta che vi raccontiamo. Paura questa mattina a Francenigo di Gaiarine, parliamo di un altro malore, quello di un 60enne che si è sentito male in casa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, allertati dai familiari, per aprire la porta del bagno dove l'uomo si era chiuso a chiave, sentendosi poi male. I pompieri provenienti dal distaccamento della Cittadella della Sicurezza hanno prontamente aperto la porta
e per i sanitari è stato possibile soccorrere l'uomo. Viste le sue condizioni, è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Treviso. E saranno celebrati domani invece pomeriggio alle 18:30 gli impianti sportivi di Castelminio di Resana, i funerali di Stefano Tonin, il 57enne stroncato da un malore lo scorso 24 giugno mentre lavorava in un cantiere a San Martino di Lupari. Dopo la cerimonia, che si prevede molto partecipata, visto l'impegno di Tonin nel volontariato, il feretro proseguirà verso il cimitero di Castelminio. Una morte improvvisa, non si esclude, legata alle alte temperature dei giorni scorsi. Il 57enne, che durante la mattinata aveva lavorato all'aperto, malgrado il sole battente, si è accasciato improvvisamente senza più riprendersi. Lascia la moglie Claudia, la figlia Monica e i fratelli. E adesso veniamo alle immagini della copiosa grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio anche sulla sinistra Piave trevigiana, in particolare colpiti i territori di Gaiarine, Codognè, Fontanelle e Oderzo per un movimento nuvoloso proveniente dal Pordenonese che si è poi diretto verso Ceggia e il mare. Prima forti folate di vento e subito dopo quasi una grandinata a secco che è durata nelle diverse località mediamente oltre un quarto d'ora. Vedete davvero le immagini impressionanti. Chicchi anche di grandi dimensioni hanno causato i maggiori danni soprattutto alle colture, in particolare i vigneti che, complice il caldo, sono già molto avanti nell'imbaiatura e maturazione dei grappoli. E poi c'è l'incidente occorso a una 63enne modenese che a Feltre nel pomeriggio è precipitato con il parapendio in un prato di Tomo, appunto nel comune di Feltre, e dalle prime informazioni risulta che dopo aver impattato contro i cavi dell'alta tensione sarebbe caduto a terra da un'altezza di circa 6 metri, riportando gravi traumi. Sono intervenuti una squadra del soccorso alpino di Feltre e l'equipaggio di Falco 1, che è l'elisoccorso atterrato nelle vicinanze assieme a vigili del fuoco, personale sanitario dell'ambulanza e carabinieri sopraggiunti nel frattempo. Sono state prestate le prime cure urgenti. Il 63enne modenese è stato imbarcato e trasportato all'ospedale di Treviso. Voltiamo pagina adesso, lasciamo per adesso la cronaca. Andiamo in Vicolo Trevisi e dunque in pieno centro città per il progetto The Table, una formula innovativa che diventerà operativo da metà settembre. Rigenera piccoli spazi urbani per eventi privati. The Table è una stanza, un tavolo, una cucina, nient'altro. Non vende cibo, non è un ristorante, ma propone un rito, quello di ritrovarsi attorno ad un tavolo, a mangiare, a parlare, a festeggiare, a concludere affari nel centro più centro della città, Vicolo Trevisi. Siamo rimasti sorpresi per questa nuova iniziativa che crediamo non solo avrà successo, ma anche un nuovo modo per rigenerare non solo spazi, ma anche modi di vivere. Per cui quello che sta succedendo nel cuore di Treviso noi speriamo possa essere anche un modo, un esempio da trasferire anche in altre realtà, in altri quartieri, in altri centri, perché riporta attorno alla tavola, nel cuore della città, un nuovo modo di trovarsi, di fare convivialità, ma non solo, sono anche incontri che aiutano in luoghi così particolari a produrre nuove idee, pensare in maniera diversa e riempire spazi e contenitori della città che al momento sono vuoti. L'idea è di Michele Pozzobon, già patron dei Burici, che propone un'idea replicabile ovunque per ridare vita a quegli spazi troppo piccoli per qualcos'altro, ma troppo belli per lasciarli vuoti. Lo spazio si affitta per 6 ore fino a mezzanotte, massimo 12-15 persone. Il cibo si porta da casa oppure viene consegnato con i prodotti scelti nelle botteghe del centro. Ai fornelli si cucina tra amici oppure si può fare arrivare uno chef, anche vegetariano, anche vegano. 3 formule, solo la sala con la spesa del territorio e la sala con lo chef dedicato. Si parte da 200 euro per arrivare a 700. Pentole, piatti, bicchieri sono già in dotazione e anche le pulizie sono incluse. Niente camerieri, niente menù, solo il gesto più antico, sedersi insieme, guardare fuori, alzare un calice e brindare alla vita. Si parte da metà settembre con un sogno. Sicuramente il sogno è di vederlo riempito di chef famosi o di persone che lo useranno nel weekend.
Però mi auguro veramente di vedere tanti studenti che durante la settimana sceglieranno di condividere la spesa e verranno a cucinarsela qui all'insegna di un pranzo differente, perché sarà un pranzo sociale, di condivisione, allo stesso prezzo di tante altre soluzioni che oggi già usano. Parliamo adesso di salute, di solidarietà. L'AIL Treviso celebra 40 anni di attività accanto ai pazienti e alle famiglie colpite da malattie del sangue, tra assistenza, ricerca e appunto solidarietà. 40 anni sono una tappa importante, siamo emozionati, voglio ringraziare tutti i volontari della provincia di Treviso. 40 anni di ascolto, assistenza e speranza, 40 anni trascorsi accanto ai pazienti colpiti da malattie del sangue e alle loro famiglie, sostenendo la ricerca e contribuendo a migliorare la qualità delle cure. Noi continuiamo a sostenere le famiglie con servizi diretti, quali le case AIL, l'assistenza del trasporto sociale, nutrizionale, dietologica, legale, l'assistenza oncoematologica e pediatrica su tutto il territorio, ma direi che il punto fondamentale su cui deve puntare AIL Treviso è continuare a finanziare la ricerca. Attualmente stiamo finanziando 12 progetti di ricerca, che sono ricerca per le nuove terapie, e quindi questo continueremo a farlo con molto impegno. AIL Treviso celebra un traguardo importante ripercorrendo una storia fatta di volontari, medici, donatori e tanti gesti di solidarietà che dal 1986 ad oggi hanno fatto la differenza nella vita di migliaia di persone. Sono realtà quelle come l'AIL che sono decisive e essenziali per la nostra società. Sono quelle realtà che organizzano, strutturano e stabilizzano nel tempo, danno una solidità alla solidarietà e alla vicinanza alle persone. Un anniversario che non è solo un momento di festa, ma anche l'occasione per rilanciare l'impegno verso il futuro. AIL Treviso è diventata un punto di riferimento insostituibile. L'associazione garantisce un aiuto tangibile all'ematologia dell'ospedale Ca' Foncello e allo IOV di Castelfranco, finanziando progetti e investimenti costanti nella ricerca scientifica e nell'acquisto di nuove strumentazioni. In questi 40 anni i progetti che sono stati finanziati sono stati dei progetti che addirittura hanno anticipato i nostri servizi e i nostri bisogni a favore dei nostri cittadini e dei nostri pazienti. Sono 40 anni dove ogni giorno AIL si è impegnata per i malati, per la ricerca e per lo sviluppo delle strutture ospedaliere ematologiche del Veneto. Quindi non ha mai avuto un giorno di sosta e credo che oggi la festa debba essere veramente grande per quanto AIL ha fatto in questi anni, con una dedizione estrema da parte di tutti i volontari. Non più un unico evento, il concerto di fine anno di Sant'Artemio, ma contributi alle associazioni del territorio. Cambio di passo della provincia di Treviso rispetto all'utilizzo dei soldi a disposizione per la cultura, una precisa scelta politica che stacca con il passato. Abbiamo questo tesoretto che da quest'anno, diciamo contrariamente a quello che è stato fatto fino adesso dall'ente provincia di Treviso, verrà speso in modo diverso, verrà speso per aiutare le piccole realtà, le piccole associazioni diciamo senza scopo di lucro del territorio. Non un unico evento, ma un bando destinato alle associazioni culturali del territorio per sostenerle concretamente nella promozione di iniziative e spettacoli di qualità. C'è una scelta politica ben precisa, un cambio di rotta all'origine della svolta che la provincia ha impresso all'impiego dei fondi legati a Rete Eventi Cultura Veneto. Non sono moltissimi, sono circa 10.000 euro che in precedenza venivano utilizzati per finanziare un grande concerto che veniva fatto a Sant'Artemio a fine anno, e mentre adesso invece verranno diciamo, messi a disposizione del territorio anche a piccole quantità, massimo 300, 400, 500 euro ad associazione, e che sono proprio ossigeno vero e proprio per queste piccole realtà che fanno cultura e che fanno arte. Sarà assegnato un contributo in base al punteggio ottenuto dal progetto per un importo massimo di 500 euro. Il finanziamento non potrà superare il 70% della spesa complessiva. Le domande dovranno essere indirizzate al presidente della provincia di Treviso e trasmesse entro le ore 12 di venerdì 24 luglio.
Fabio. Diciamo che abbiamo voluto distribuire più democraticamente questi pochi soldi ma buoni a disposizione della provincia. Voi sapete che le province dopo la riforma del Rio hanno pochissime risorse, quindi abbiamo deciso di aiutare e darle al territorio anziché in un unico evento. Questa è una scelta importante, una scelta fatta con testa, con responsabilità e di cui insomma ne andiamo fieri. Ecco. Si immagina una Pro Loco che con questi soldi si paga le spese magari dello sport rifiuti piuttosto che una bolletta. Ecco, sono ossigeno. Io penso che anche 100 euro possono essere per una piccola realtà importantissimi. Vorrei appunto utilizzare anche il vostro aiuto di rete seguitissima sul territorio per far conoscere alle varie realtà questa opportunità. Santa Messa e vino d'onore questa mattina a Rua di Feletto, dove si è festeggiato insieme ad autorità e associazioni d'Arma lo straordinario compleanno di Angelo Peressini, che in settimana ha raggiunto il traguardo dei 109 anni che vi abbiamo raccontato proprio il giorno del compleanno. Decano del Veneto, è l'artigliere alpino più anziano d'Italia, insieme alle figlie e ai familiari è stato, lo vedete, festeggiato dall'intera comunità. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante brevissimo di pubblicità, restate con noi. Bentrovati, ritorniamo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, anche quest'anno ci siamo nella prima domenica di luglio, si è rinnovata la tradizionale discesa lungo il Sile da Ponte della Gobba alla centrale di Silea. Un tempo era la goliardica discesa delle vasche da bagno, lo ricorderete, ma nonostante i tempi siano cambiati, la goliardia è rimasta sempre la stessa. Degli arcieri che non spara. Di qua. È finita così, come da tradizione anche quest'anno, la discesa goliardica e gloriosa sul Sile. Goliardica perché non è mancata la battaglia dei gavettoni e gloriosa perché nonostante i tempi siano cambiati, quella che un tempo era la discesa delle vasche da bagno si è tramutata in quella delle canoe, gommoni e natanti vari. Dopo il Covid, visto che nessun altro portava avanti questa tradizione, abbiamo preso in mano noi con un cambiamento del programma, non più con le zattere costruite da sé, ma con le imbarcazioni omologate per un fattore assicurativo e nonché anche inserire nel calendario della federazione questo tipo di attività come attività sport per tutti. Una decina gli equipaggi partecipanti che per quanto possibile hanno cercato di personalizzare barca, canoa o gommone. Così c'è chi, parodiando il vicino bosco verticale, ha cercato di trasformarlo in un giardino galleggiante o ha pensato ad una barca mistica con un equipaggio di sedicenti monaci trappisti. Insomma, già uno spettacolo ancora prima di partire, quello composto da avvenenti monache o da barche che già prima della partenza rischiavano l'affondamento o ancora da gommoni da gonfiare. E tra innocue armi ad acqua e stendini galleggianti, d'un tratto è arrivata l'ammiraglia del drago, ovvero quella destinata a sindaci e pubblici amministratori. Ma chi pensava ad una innocua gita di rappresentanza è stato subito richiamato dal comandante dell'imbarcazione. Ogni cosa che farete sbilancerete l'equilibrio della barca. È quasi impossibile che si capotti. Io sono allergico all'acqua. Chiaro? Sì. Per cui cerchiamo di divertirci. Se non pagaiate bene non ce ne frega nulla, la corrente ci aiuterà ad andare in giù, per cui verso sera probabilmente dovremo essere arrivati con tutta la calma che serve. Amministratori, vero che come vogatori a quanto pare avrebbero ancora qualcosa da mettere a punto, di certo non come bersagli vista l'ampia convergenza di tutti gli altri equipaggi. Ma con una manovra tattica del comandante l'equipaggio tricolore alla fine è riuscito a sottrarsi ai gavettoni, mentre gli altri gruppi hanno continuato fino alla centrale elettrica l'innocua battaglia dell'acqua, vero cuore della discesa folcloristica del Sile. Questa
dunque la cronaca della manifestazione e adesso allora sentiamo alcune voci di protagonisti e spettatori. Non ti lascerebbero più fare una cosa del genere. Qual è l'edizione che si ricorda più bella? Tutte le edizioni. Anche tipo la prima o la seconda, la partenza era acqua. Da una parte la consapevolezza dell'incoscienza di un tempo, dall'altra la nostalgia per quello che a Treviso era quasi un rito dell'estate. Questa era ed è la discesa folcloristica del Sile. Signora, è la prima volta che viene a vedere la discesa? No, ciao. Scusa. Questi qua sono da Carbonera, sono 35 anni che vengono. Sono quasi sempre venuta. Però una volta era un po' diverso. Vabbè, ci ho voluto mettere una volta qua adesso, neanche a parlare. Ma adesso però ci sono. Sì, però adesso ci sono le regole. Purtroppo sì. Però si sta stupendo sempre, tutti gli anni. Poi c'è chi quasi si confessa. Bello vecchio, la si divertimmo. C'è chi ha fatto anche bene perché arrivavamo a Silea, eravamo carichi. È vero. Oggi invece ogni eccesso è morigerato grazie ad una goliardica presenza mistica. Noi siamo i monaci trappisti del Canoa Club Sile. Siamo qua per portare il verbo della goliardia e della birra lungo il Sile, oggi che è una giornata splendida. Ma siete rappisti? Rappisti perché metteremo musica gregoriana e rap. Poi c'è chi, per esserci, ha lasciato addirittura i suoi sassi. Da Matera. Appunto, ma come mai siete venuti da Matera? Ma per fare una passeggiata proprio perché amiamo Treviso e amiamo il Veneto e amiamo un po' tutto, la natura. Ho capito, però va bene la passeggiata, ma farsi anche la discesa che poi... E ci dobbiamo fare il bagno. Quasi un mito che coinvolge tutte le generazioni. Io non ero nata, però me li ricordo perché dal 97 in poi venivo a vederle, insomma è sempre un grande onore essere qui oggi. Una discesa che raggruppa tutte le comunità, anche quelle lontane dal Sile. Io sono il delegato di oggi, penso che tutta la sinistra Piave, da ormai 3 anni, sono contentissimo, ringrazio anche il Lei è delegato al bagno? Io sono delegato all'acqua fredda, speriamo un po' nel cambiamento climatico, speriamo che Sile sia un po' più caldo degli anni scorsi, però dai, vediamo. Senta, ma Gaiarino è più vicino al Livenza? Il Livenza sì, però è sicuro che Livenza è molto più freddo. Ma la discesa va ancora più in là, giustamente verso la foce del Sile, guardando la dominante e pensando già, con arguzia di secoli da mercanti, allo sbarco e al ritorno a casa. Io sono veneziano, lo devo confermare, devo sottolineare. Cioè un veneziano su per il Sile? Ci tocca. San Giuliano se Massa Granda in giro in laguna. Senta, ma avete messo gli stendini davanti, perché? Perché quando dopo facciamo il bagno e la roba non si asciuga e allora con gli stendini davanti ci asciughiamo e torniamo belli in macchina senza che dopo la macchina puzza da freschin come... si dice freschin in italiano, no? Puzza da uovo marcio, dai. I servizi del nostro Lucio Zanato. Adesso ci spostiamo a Belluno, è una delle realtà culturali più antiche della città, ma sul suo futuro si addensano delle nubi preoccupanti, parliamo dell'Isbrec. Incerto il futuro dell'Isbrec, istituto storico bellunese della resistenza e dell'età contemporanea. A porre l'accento sui problemi il riconfermato presidente, che deve affrontare la questione del rinnovo dei distacchi e quella relativa alla sede. Il direttore regionale dell'ufficio scolastico regionale ha deciso di ridurre i distacchi agli istituti storici della resistenza dell'età contemporanea del Veneto da 5 a 2. Noi come istituti abbiamo fatto una serie di iniziative e abbiamo presentato la proposta comunque di salvare i due distacchi negli istituti di Venezia e di Belluno. Con Belluno preferita per la sua storicità a Verona, Vicenza e Treviso. Ora bisognerà però attendere la firma della Convenzione nazionale con la speranza di mantenere in servizio presso l'istituto il docente attualmente distaccato. L'altra questione cruciale è quella della sede, non a norma in base a quanto richiesto per istituzioni che, come l'Isbrec, conservano grandi quantità di materiale cartaceo. Non possiamo ospitare i libri della biblioteca e quindi le attività collegate e abbiamo questo grave problema di trovare una sede che ci permetta di fare il nostro lavoro, cioè la divulgazione della storia contemporanea presso le scuole
e per la società civile bellunese. Insomma, questo è un po' il problema principale. E si avvicina a grandi passi l'appuntamento con il quarto mondialito organizzato dal Comune di Belluno con il coordinamento della rete immigrazione provinciale. 14 le nazioni in campo per un totale di oltre 220 calciatori. Per un'Italia esclusa dai mondiali di calcio c'è non altra che ambisce a rifarsi per conquistare un titolo certamente minore ma di valore inestimabile. La nazionale italiana, pronta a scendere in campo a Villa Montalban, schiererà amministratori locali e tra questi ex calciatori professionisti al quarto mondialito, l'evento organizzato in sordina dall'assessorato allo sport del Comune di Belluno, che in 4 anni ha macinato successi al punto da guadagnarsi il palcoscenico del Senato per la presentazione nazionale. Questo mondialito cresce. Questo mondialito piace, questo mondialito è richiesto, sono cresciute le squadre, siamo partiti in 9, siamo arrivati a 14, siamo arrivati a oltre 220 giocatori, cioè necessitavamo anche di ulteriori spazi, anche perché all'esterno del campo vengono messi i gazebo, gli stand delle squadre e quindi c'è bisogno di spazio. Spazio accordato grazie alla collaborazione del Rugby Belluno, che ha accolto la proposta di lavorare insieme e si dedicherà all'intrattenimento dei bambini. Si giocherà sul campo della palla ovale, trasformato per un weekend in campo da calcio doppio, nei cui rettangoli giocheranno Italia, Nigeria, Mali, Senegal, Guinea, Tunisia, Costa d'Avorio, Romania, Brasile, Marocco, Burkina Faso, Camerun, Gambia, Ecuador. Un'organizzazione complessa, esempio di dialogo fra nazioni, all'insegna dell'inclusione e dell'integrazione. Vogliamo far vedere che esistiamo oltre il nostro lavoro in fabbrica e alla famiglia, ha detto il rappresentante di Rete Immigrazione. Nasce proprio da questo, dal fatto che dobbiamo abbattere determinati preconcetti. Il pregiudizio lo abbatti solo con la conoscenza. Quindi questo è un torneo di amicizia. È un torneo in cui facciamo vedere che queste persone stanno con noi e io ho avuto dei ragazzi anche nigeriani che mi hanno fermato per strada dicendo: assessore, ci hai fatto un regalo bellissimo. L'appuntamento col quarto mondialito è per l'11 e 12 luglio a partire dalle 9. Domenica si rinnoverà il tradizionale pranzo etnico e per l'evento ha assicurato la sua presenza il console del Marocco. Poche le segnalazioni per traffico intenso sulle nostre strade nella prima domenica di luglio, a dimostrazione di come siano cambiate le nostre vacanze. Un tempo in questi giorni si parlava di esodo estivo, con aziende che iniziavano il periodo delle ferie che si concentravano fino alla fine di agosto. E proprio per questo torniamo al 1° luglio del 1987 con la consueta rubrica dedicata alla nostra storia. 1° luglio, giorno dell'anno solennemente dedicato alle grandi partenze turistiche. Stamane, nelle principali arterie stradali delle province di Treviso e Venezia che portano direttamente alle località balneari, il traffico non era poi così intenso. Superiore sia il normale, hanno specificato gli agenti della Polstrada di San Donà, a causa del cambio di fine mese, ma tutto sommato regolare, scorrevole e disciplinato. E queste immagini, registrate stamane alle 10:30 da Porte Grandi a Caposile, rendono bene quanto detto dagli addetti ai lavori. Traffico regolare anche nell'autostrada A27, così pure in tutta la provincia di Treviso, notoriamente conosciuta come zona di transito di turismo che si orienta o ai monti o al mare. Il vero grande esodo è previsto per la fine settimana. Soprattutto la giornata domenicale è indicata come la più calda di tutto il mese di luglio. Sarà un pomeriggio di duro lavoro, così sostengono sempre gli agenti. È per questo che in tutti i distaccamenti della Polizia Stradale Veneta si è già allerta ed è giunto personale ausiliario di rinforzo. La Polizia Stradale consiglia pertanto di non percorrere tratti stradali considerati strategici, come ad esempio tutte le strade che portano al mare o ai monti. Chi gode invece ottima salute è il turista già insediato nelle varie località balneari. Le immagini sono della spiaggia a noi più vicina, Jesolo, vedete, tutto pieno, tanta voglia di tintarella e problemi ovviamente lasciati a casa. Ed anche il nostro amico meteo ci dà buone notizie. L'estate è esplosa. D'ora in avanti saranno vacanze firmate.
In chiusura vogliamo leggere questa notizia che pubblica Treviso Today, grazie regia. Enrico Renosto si sveglia dal coma nel giorno del compleanno, riconosce tutti. Buone notizie dall'ospedale Cafoncello, dove l'ex consigliere comunale si trova ricoverato dallo scorso 18 giugno. Proprio oggi ha compiuto 48 anni, è tornato ad aprire gli occhi riconoscendo i familiari, medici fiduciosi sulle sue condizioni. Questa è la notizia che riporta Treviso Today, che vi diamo in chiusura e naturalmente accodandoci anche noi non solo agli auguri, ma agli auguri soprattutto di buona e ripresa naturalmente per l'ex consigliere Renosto. È tutto, noi ci fermiamo qua, adesso ci sono le previsioni del tempo, fate attenzione visto le precipitazioni del pomeriggio. Grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata, arrivederci.